Ringrazio innanzitutto la senatrice Emma Bonino, vicepresidente del Senato, che è qui insieme a me, perché è un giorno, in questo momento è un giorno fausto, devo dire, quello che troviamo oggi. Io farò solo una brevissima presentazione, poi cederò la parola alla senatrice Bonino e dopo agli attori che sono qui insieme a noi, che sono poi le vere parti interessate a questo tema. Io ho iniziato a occuparmi di IMAIE quando, con meccanismi molto discutibili, un ente privato che si occupava della tutela degli attori, degli artisti, è stato soppresso per poi rinascere, ma di fatto sotto controllo della politica. Io vorrei dire perché è importante ciò che festeggiamo oggi e che dopo vi farò vedere, di cui parlerà anche la senatrice Bonino. Io penso che la cultura dovrebbe essere uno dei veri grandi motori del nostro Paese, e per la nostra storia e per gli artisti che hanno saputo e che sanno interpretare quotidianamente questa nostra storia, e per questo noi siamo conosciuti nel mondo. E però credo che l'attività degli artisti sia un'attività che avrebbe bisogno di molto più supporto rispetto a quello che ha oggi nel nostro Paese, ma che ha anche non solo delle ricadute su tutta l'economia, ma che richiede anche che gli artisti, che per definizione non lavorano come gli impiegati o come qualche impiegato tutti i giorni e con un orario e con uno stipendio fisso, devono avere anche delle tutele di natura assicurativa, che è quella che poi deriva anche, e soprattutto devono essere tutelati nello sfruttamento della loro immagine. E questo è il caso, come ricordo, dell'IMAIE, che ha e doveva avere lo scopo di tutelare, di incamerare i diritti legati ai passaggi dell'immagine nei mezzi audiovisivi da parte degli attori, degli interpreti, per poi trasferirli a loro. Questo è il principio che sta a base della Costituzione dell'IMAIE, e questa è anche il fatto che, come dicevo prima, sciolto il vecchio IMAIE, è rinato in modo controllato dalla politica e non, secondo me, per motivazioni necessariamente nobili, ma perché lì c'era un gruzzolo di 150 milioni di euro che evidentemente faceva gola, non dico per prenderseli, ma per gestirli. Sono flussi di denaro importanti che a qualcuno fa piacere gestire. Non tutti gli artisti erano disponibili a passare attraverso questo ente, e così nel marzo di quest'anno una delle leggi del governo, uno dei vari decreti del governo Monti, ha portato la liberalizzazione in questo settore, per cui una parte degli artisti uniti in un'associazione desiderava, utilizzando questa legge, creare una nuova società, una nuova entità che potesse, in concorrenza con l'IMAIE, effettuare questo lavoro di raccolta di questi diritti e per il trasferimento poi direttamente agli artisti. Ognuno capisce che quanto più risulta efficiente e quindi meno costosa la gestione di un'entità di questo tipo, tanto più gli artisti ne ricaveranno benefici, perché sono soldi loro e che hanno anche sul piano del principio il diritto di gestire loro. Noi abbiamo temuto, e qui ringrazio, ma poi parlerà la senatrice Bonino, ci sono stati vari sforzi, svariate interrogazioni mie, dei radicali presenti in questo Parlamento e anche al Senato, perché sappiamo che questo decreto, che oggi salutiamo tutti con grande favore perché l'abbiamo visto finalmente, si è cercato di ostacolarlo, di ritardarlo, perché questa IMAIE pubblica o quantomeno a controllo pubblico
non desiderava avere concorrenti in questa attività. Allora è un principio di libertà e di liberalizzazione quello che permette invece di avere soggetti che siano in concorrenza tra loro anche in questa attività. Abbiamo temuto, ci sono state tante pressioni da parte degli artisti in primo luogo, da parte anche di alcuni di noi, e quando pensavamo che a seguito di una risposta datami dal Ministro per i rapporti con il Parlamento nell'ultima question time che avevo fatto su questo tema, una risposta che lasciava ipotizzare che non se ne facesse nulla e che venisse rinviato al prossimo governo l'eventuale emanazione del decreto attuativo, il decreto che permetterà oggi la nascita di questa nuova entità, e qui ce l'ha portato la senatrice Bonino, che ringrazio, e questo diciamo è il coronamento quindi di tutta questa azione che è stata svolta anche da una parte della politica e gli artisti che sono i diretti interessati. Io mi fermo qui, lascio la parola alla senatrice Bonino e poi a Cinzia Mascoli, immagino partendo da Cinzia Mascoli, che dell'associazione degli artisti che vogliono costituire questa nuova entità è un po' l'anima più rappresentativa, se posso dire, senza togliere nulla a loro. Sì, grazie mille. In effetti io non l'ho ancora letto, ma sarà esaminato da altri, perché, come dire, volevo portarvi la copia, quella firmata pagina per pagina e con la firma finale, quindi volevo assolutamente arrivare col testo, quello che è stato emanato. Sapevo della garanzia che era stato firmato, ma volevo che aveste il testo. Ma lo esaminerete voi, eccetera. Io ho cominciato a occuparmi di questa cosa più recentemente, devo dire, per noi l'aveva seguita soprattutto Marco Beltrandi, che ringrazio, e Alessandro Massari. E poi diciamo sono stata un po' più coinvolta da questa vicenda da settembre in poi, e devo dirvi subito che la prima cosa che mi ha mosso non è tanto il merito della questione, che peraltro conoscevo poco, ma una questione di legalità e di Stato di diritto. Cioè, quello che mi ha convinta a muovermi è che c'era una legge, che poi piace, non piace, comunque c'era una legge, la quale legge prevedeva che entro 3 mesi dall'approvazione della legge il governo avrebbe emanato un decreto legislativo di attuazione della legge medesima. La legge, questi 3 mesi in cui il governo aveva tempo per eccetera eccetera scadevano a giugno. Quando io vi ho incontrati era settembre, e so perfettamente che una delle tecniche su cui muoiono le riforme nel nostro paese è sempre la stessa, e cioè che magari la parte normativa passa in Parlamento e poi la parte esecutiva o l'emanazione degli strumenti che la rendono applicabile, normalmente i decreti legislativi o qualunque altro strumento, improvvisamente, senza improvvisare, normalmente si perdono nella nebbia del passaggio tra un ente e l'altro, tra chi deve dare il parere, chi lo deve visionare, chi lo deve notificare, eccetera, eccetera. Anche seguendo la vicenda giustizia, io so per esempio che la trasmissione degli atti normalmente da Piazzale Clodio al Ministero ci mette qualche mese. E quindi mi sono interessata, diciamo, all'inizio da questo punto di vista, dal punto di vista delle regole per un cittadino. Se il Parlamento fa una legge e stabilisce dei termini, se voi dovete fare un concorso e vi si dice che la domanda deve essere presentata entro giugno X, non è che vi presentate 3 mesi dopo e la domanda vale lo stesso. Quindi quando si scrivono dei tempi io penso che questo deve essere. Peraltro è una questione che sto seguendo anche su altre riforme che aspettano i decreti legislativi, i quali puntualmente sono in ritardo e quindi rendono la riforma fatta, buona o non buona, non sto discutendo, la rendono semplicemente inapplicabile. Sicché abbiamo cominciato, e voi eravate già partiti ben prima di noi, abbiamo cominciato ad usare tutte le tecniche che si usano, quelle di iniziativa parlamentare, quelle delle interrogazioni di controllo, quelle più pubbliche. Ho partecipato con voi ad una conferenza stampa
credo al Festival del Cinema, e mi pareva che avevamo trovato anche il filo giusto, cioè quello di non seguire appunto i passi, cioè innanzitutto questo coso doveva essere mandato all'antitrust e quindi abbiamo seguito tutta la trafila, ma puntualmente a sapere a che ora è partito dal Ministero, a che ora è arrivato all'antitrust, è stato come si dice, numerato lì, come si dice? Protocollato, e quando c'è la data dell'antitrust, insomma tutta una roba che ha assunto per alcuni dei funzionari, che devo dire però mi hanno aiutato, ha assunto francamente un po' la dimensione dello stalking più o meno, nel senso che insomma era un po' pressante, diciamo. Però devo anche dire che tutta una serie di funzionari sono stati veramente coinvolti in questa vicenda, al di là del merito, dalla vicenda, diciamo, delle scadenze e delle procedure. Io non entro nel merito perché ne ha già parlato, però ricordo che ero piuttosto fiduciosa, perché quando abbiamo fatto la conferenza stampa al Festival del Cinema, io avevo detto che non era escluso un regalo di Natale. Spero di avervelo portato oggi, debitamente firmato. Mi si dice che deve ancora essere notificato, che non ho ben capito cosa sia, ma non importa, non fa niente. La traduzione italiana del notificato non so bene quale sia. Comunque quello che so è che è firmato e che credo debba andare alla Corte dei Conti, più o meno, ma sono passaggi, diciamo, non di merito, sono passaggi puramente formali. Quindi mi auguro che per tutti voi sia un buon regalo di Natale, che lo festeggiate se potete e come potete. Probabilmente non soddisferà tutte le vostre richieste, ma ripeto, credo che il punto che avete strappato o che abbiamo strappato intanto è un punto di certezza, di rispetto delle norme e di cittadini che si fanno sentire e che non hanno francamente più voglia di sottostare ad una situazione in cui c'è chi fa, c'è chi disfa e poi c'è anche chi non fa. Credo che questo possa anche essere un'indicazione, diciamo, per altri gruppi organizzati, perché nessuno sta chiedendo né la rivoluzione né qualcosa di illegale, esattamente al contrario, stavamo semplicemente chiedendo una situazione di aderenza alla legge, che peraltro non avete scritto voi, ma ne eravate semplicemente, come dire, i recipienti. La cosa più fantastica è quando ti fanno una legge di cui ti chiedono poco, però te la fanno e poi comunque poi non te la applicano. Questa è diventata la norma nel nostro Paese. Spero che anche il vostro esempio e la vostra tenacia sia di esempio ad altri cittadini. Io credo sia arrivato veramente, superato il limite, ma credo sicuramente il tempo in cui i cittadini devono cominciare a pretendere che la legge è fatta per loro e non è fatta contro di loro. Solo questo credo. Grazie mille. Grazie Emma, darei la parola a Cinzia Masco. Mi sembra una giornata storica. Passo la parola di là, poi magari torno dopo. Tieni. No, intanto grazie Emma, perché ci hai dato un sacco di coraggio. Ma parlo dopo. Che dire, io sono, come tutti, felice perché, a parte non mi sembra di stare in Italia in questo momento, perché riuscire a fare una cosa del genere, io direi che è una cosa storica, perché insomma vedere, adesso non passo la parola pure tra un po'. No, perché riuscire a mettere insieme tutte queste persone, questi artisti che sono sempre stati una categoria divisa in Italia, perché c'è poco lavoro, perché io lavoro, tu no, allora riuscire a mettere insieme tutte queste persone, riuscire davvero a ottenere un diritto, per me è una cosa davvero che mi commuove, perché sono le vere rivoluzioni, le vere, insomma, piccole grandi rivoluzioni, e sono felice, ringrazio prima di tutto Cinzia perché è stato davvero il cuore
è l'anima di tutto questo, insomma è stato il motore vero di tutto, e poi tutte le persone che ci hanno aiutato, insomma, basta, grazie, non sono un tecnico. Ancora di là o... Allora Luca D'Ascanio. Ecco. Cioè, io penso che sia non voglio essere retorico, però è veramente una buona giornata per tutti, non solo per i 70.000 aventi diritto che così rimettono in riga i loro diritti, hanno la possibilità di fare cose per la cultura italiana, non solo per il lieto fine del nostro lavorare insieme con le istituzioni, con politici che hanno a cuore i diritti di tutti, ma al di là della categoria, cioè, in tempi relativamente brevi c'è stato un lieto fine che fa sperare che le cose, se uno si impegna, possano cambiare in Italia, che riguarda tutti, non solo gli aventi diritto, gli attori o le questioni legate ai diritti connessi. In tempi record è accaduto qualcosa che dovrebbe essere un'iniezione di fiducia e di speranza per chiunque, una roba epocale, mi pare a me. Grazie a tutti, noi, voi, insomma. Anche Paolo Calabresi? Allora. Sì, dopo aver vinto tutte le resistenze per far capire all'entrata che non ero qui per un servizio delle Iene o per chiedere a qualcuno dov'è il Darfur o la nascita, ci sei cascata anche tu? Ok, detto questo, per me è stata una gioia per tutti noi scoprire che anche qui dentro ci sta qualcuno che ha a cuore dei diritti inequivocabili e che certe volte le cose si fanno anche disinteressatamente. Da porre l'accento che noi abbiamo fatto una battaglia il cui lavoro comincerà, il grosso del lavoro comincia adesso. A noi ci sembra di aver scalato una montagna e effettivamente l'abbiamo scalata, ma siamo all'anno zero, dobbiamo fare tutto, che non è soltanto per i nostri diritti, quindi i nostri soldi fondamentalmente, che tutto quello che poi verrà messo da parte lo vogliamo usare per alimentare e aiutare un mondo come quello del cinema, della cultura in generale, che è in gravi difficoltà. Grazie. Posso aggiungere solo, io volevo ringraziare veramente anche il governo, nel senso che a noi sembra scontato che si fa tutto in 3 mesi, ma l'andamento ereditato, diciamo, portava a ben altri tempi e a ben altre scadenze. Certo li abbiamo dovuti sollecitare, diciamo così, però io credo che un grazie va anche a loro. Sarebbe stato fin troppo facile in fine di legislatura e in una fine così turbolenta e così caotica dimenticarsi, diciamo, di un pezzo di legislazione non ritenuta fondamentale sostanzialmente. Sarebbe stato veramente abbastanza facile dimenticarsene, perché insomma il delirio mi sembra sufficientemente alto, e quindi di aver trovato chi comunque ha continuato a fare attenzione a questo settore, credo vada anche a loro. Ecco Cinzia, adesso non puoi più, non c'è più nessuno. Io credo che abbiamo scritto un film insieme per la prima volta e l'abbiamo scritto, siamo solo ai titoli di testa, adesso bisogna fare il film e arrivare ai titoli di coda, perché molti dei nostri colleghi non hanno ancora capito che abbiamo tutelato anche quelli che hanno deciso di iscriversi a Nuovi Maie, quindi ci vorrà tempo per spiegare, e l'asticella adesso si è alzata, si può scegliere. Non abbiamo detto che non vogliamo che esista nessun altro, abbiamo detto che si può scegliere. Grazie Emma. No, grazie. Però adesso dipende da noi. Adesso noi abbiamo, grazie veramente uno per uno, li devo ringraziare, perché senza lo scatto di reni dell'onorevole Borghesi, di Maddalena, di Emma, che è stata una staffetta, eravamo appesi anche ieri a degli SMS in cui forse ci è arrivata voce che oggi avremmo definitivamente avuto una firma che ci diceva che noi, da domani, noi gli artisti, quelle braccia rubate all'agricoltura che non si sa mai che mestiere fanno, senza una sede, senza niente, sono riusciti ad assumersi la responsabilità di un cambiamento. L'abbiamo portato fino in fondo, e questo non solo per quello che dicevano loro, è una grande
speranza, un esempio, una possibilità che veramente fa sembrare di stare già in un altro paese. Però è anche, adesso ci impone il dovere, perché la differenza non la fa, il governo ha fatto il suo dovere, e grazie al lavoro che è stato fatto, ma veramente come se fosse guerre stellari. Ieri sera questo governo finirà questa legislatura, tutti i passaggi hanno fatti, mancava una firma. Emma, quando è entrata, ha messo una firma sul tavolo dopo aver promesso un regalo di Natale. Questo regalo è stato fatto, adesso il regalo ce lo dobbiamo fare noi, perché adesso la differenza è che per scegliere delle regole giuste per noi e anche per chi ha scelto il Nuove Maie, per scegliere delle regole che durino nel tempo e non siano solo di reazione a un contesto che ci ha imposto obbligatoriamente, perché come dico, noi non lo sapevamo probabilmente quanto non era adeguato il monopolio, l'abbiamo capito attraverso il monopolio, per cui non potevamo avere dubbi sul fatto che non era quella la soluzione, era quello che aveva creato il problema e non poteva quindi risolverlo. Al di là di questo, noi adesso dovremo essere così bravi da informare non solo tutti i nostri, ma anche tutti i nostri colleghi, perché tutte le scelte che dovremo fare da adesso in poi dipendono da quanto noi saremo informati e capaci di fare scelte che reggono nel tempo, perché quelli che c'erano negli organi delle Maie degli artisti forse non avevano capito, probabilmente non avevano capito l'importanza di un luogo, di un onere, di un onore che comporta un onere, in cui a questo punto noi possiamo gestire non soltanto i nostri diritti con trasparenza e chiedere che i tecnici a cui affideremo quello che noi non dobbiamo fare lo facciano in questa maniera, ma noi gestiremo del denaro che può ritornare indietro alla cultura, ai progetti che aspettano da tanti anni tutti noi di vedere la luce, perché non potevamo chiederli a nessuno, perché è un momento drammatico e ora abbiamo la possibilità di gestire questi fondi, quindi la responsabilità che ci aspetta è enorme e subito dopo essere contenta e venirmi una lacrima all'occhio sinistro perché sono contenta, all'occhio destro mi viene un coccolone, perché è una responsabilità che ci stiamo prendendo per tutti di essere migliori sicuramente di quanto in passato, data anche un po' la natura del nostro lavoro, è stato chi ci ha preceduto nel capire l'importanza di questo polmone che adesso abbiamo in mano, di ossigeno importantissimo per il nostro lavoro. Chiaramente ormai sono diventati persone da cui andiamo a prendere il caffè quando siamo in giro per il centro, ma Francesco Schnitzler, Livia Ferraro, Matilde Cascone, la Giovanna Caula, Corrias, che ci hanno fino adesso sono stati fondamentali. Emma, vabbè, io mi metto a disposizione di Emma qualunque cosa, anche la spesa, io con te vengo dovunque, tu mi dici Cinzia dobbiamo andare, io vengo, porto le perché io non ho mai visto, dopo tanti anni, io immagino quante battaglie, io mi ricordo solo una cosa, la prima volta che siamo entrati nello studio da Emma al Senato, stavamo parlando per spiegare la situazione, Emma si è alzata e ha detto un attimo devo andare a votare, è tornata e ha detto niente vabbè siamo andati sotto, abbiamo perso, dicevamo? Cioè Emma sa che nelle battaglie lunghe, nella maggior parte delle volte, a maggior ragione se si ha la ragione, spesso si va sotto e noi siamo stati sotto tante volte perché abbiamo avuto anche tante domande, siamo gli artisti, lo abbiamo anche un po' a volte con un po' di imbarazzo rivendicato, che non sappiamo, che abbiamo dovuto studiare per 3 anni, però poi abbiamo capito che siamo in grado di farlo, sempre ormai citiamo tutti Franca Valeri perché è stata talmente, come dire, drammaticamente puntuale nel dire abbiamo le competenze per farlo, perché facciamo questo mestiere, sappiamo di che parliamo, forse non abbiamo le competenze per far scrivere le regole, ma ci siamo forniti di persone, di Gianluigi Chiotaroli, la It's Right, abbiamo intorno a noi un mondo che ci sta sostenendo, adesso veramente sta a noi e io subito dopo avere in mano questa che magari per chi è distante dalla cosa non sapeva, non può capire che cosa è stato per noi nel giro di un arco, la prima legge del 2012 di questo governo, all'ordine del giorno c'era questo articolo che ci riguardava. L'ultima legge, ma come in Guerre Stellari quando si chiudono le porte, sta scoppiando il fuoco dietro e c'è rimasto l'ultimo spirato, siamo passati, c'è la firma, abbiamo la firma, sembra un film, ci riguarda talmente tanto da vicino che a questo punto dobbiamo proprio
pensare che il lavoro che facciamo non era così scemo come pensiamo, che i sottotesti che leggiamo, che le persone che scegliamo e che noi, ma io lo dico perché non è che noi, a parte spiegarlo alla nostra madre che non siamo scemi, ai nostri genitori a volte che non capiscono la scelta che abbiamo fatto, che ancora ci mettono dei moduli per, se vogliamo fare un lavoro fisso, insomma ancora è difficile da spiegare ai nostri figli, ai nostri parenti il lavoro che facciamo, soprattutto quando non riusciamo a, come dire, ad adempiere economicamente, avendo fatto una scelta che a volte per pochi non ci permette di adempiere ai pagamenti, lo dico a nome di tanti, non ci permette di adempiere ai pagamenti. Quindi noi, quelli lì, i marziani, ce l'hanno fatta, ragazzi, cioè ce l'abbiamo fatta, i marziani ce l'hanno fatta, quindi a parte ringraziare tutti, da adesso in poi auguri. Grazie. Non so se tra i giornalisti, non so se Emma se devi partire, devi correre, volevo sapere se tra i giornalisti c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Io ringrazio Emma. Grazie Emma, scusate, ma io continuo a dire grazie Emma perché Emma è una donna straordinaria. Grazie Emma. Se ci sono domande, prego. Dovrebbe parlare lì così sentiamo. Eccomi a Cinzia. Volevo sapere quali erano i prossimi passi concreti, quindi che farete? Vi siete dati degli appuntamenti? No, i prossimi passi è che stiamo già chiaramente avendo anche dei criteri che a questo punto sono ufficiali e definitivi. Avevamo già iniziato un percorso per attrezzarci, al di là di una rappresentanza che, su cui nessuno ha più dubbi, sul fatto che noi siamo l'associazione. Grazie onorevole Beltrandi, anche a lei grazie veramente di tutto. E abbiamo già da quando erano stati pubblicati, a parte appunto una rappresentanza indiscussa della nostra associazione, avremo bisogno di una sede, avremo bisogno di un database, avremo bisogno di strutturare tutta una serie di cose che mi sembra sulle quali non c'è nulla che non stiamo già mettendo in piedi. Ci mancava questo pezzo di carta per poter arrivare alla definizione totale di questi percorsi che abbiamo già attivato e quindi da gennaio saremo all'opera, sperando già che alcune di queste prassi che abbiamo aperto abbiano una risposta, ma siamo certi che ora che la legge ci consente di esistere, noi avevamo già incontrato dei broadcaster, avevamo già incontrato dei referenti istituzionali, tutti ci dicevano avete diritto, certo, manca l'ultima firma che vi consente di esistere. Ora la firma c'è, quindi noi riprenderemo tutti i fili, le file di queste cose che abbiamo già avviato, richiesto, trattato, allertato e porteremo a casa quello che ci manca, ma è già tutto in piedi. Tra l'altro siamo stati riammessi dopo un atto di citazione fatto da Matilde Gascone al tavolo della SIAE che ci aveva escluso dalla copia privata che ci spetta, e anche questa si è riaperta quindi da ora in poi chiaramente la struttura che ci serve, stringeremo i tempi perché da gennaio diventeremo operativi e insieme agli artisti, facendo uno studio che abbiamo già chiesto, ringraziamo anche Guido Scorza che sta facendo per noi uno studio su come funzionano le collecting europee, anche nei criteri, insieme anche a Gianluigi Chiodaroli che già raccoglie per la musica, decideremo insieme ai nostri, quindi insieme a noi stessi e ai nostri colleghi, quali sono i criteri che decideremo di adottare nell'interesse di tutti. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, è stata per me forse anche la mia ultima conferenza stampa qui alla Camera, perché ci sono le elezioni, uno non sa mai se ci sarà ancora, e quindi, quindi mi fa molto piacere che sia una conferenza stampa. C'è un posto in Artisti 7607. Per annunciare un successo e quindi ne sono particolarmente contento, grazie a tutti. Ma noi speriamo che non sia l'ultima, ma se fosse l'ultima saremmo contenti di questa chiusura e comunque le staremmo al fianco comunque.